Buon pomeriggio e ben ritrovati con Trieste in diretta. In questa prima parte parleremo della comunità di Sant'Egidio, nella seconda invece avremo ospite il presidente del Lions Club con il quale parleremo dell'iniziativa che si chiama Sportin Uniti per lo Sport. Vi presento i nostri ospiti di questa prima primo spazio della nostra chiacchierata in compagnia della presidente della comunità di Sant'Egidio Trieste, Loredana Catalfamo. Ben trovata. Grazie dell'invito. Io sono la responsabile della comunità di Sant'Egidio di Trieste. Sì. Responsabile, chiedo scusa, in compagnia quest'oggi di Yusu Niang. Ben trovato. Grazie. Della comunità di Sant'Egidio, esatto. Adesso ci racconterete anche grazie alla presenza di Yusu, l'esperienza della scuola di italiano inaugurata da poco in Senegal, ma ci arriviamo a tappe perché la tappa diciamo precedente dell'inaugurazione della scuola di italiano in Senegal sono i corsi invece di italiano che si svolgono nelle strutture della comunità di Sant'Egidio e proprio a cui Yusu ha fatto parte. Il primo ostacolo per chi proviene dall'estero è sicuramente la lingua, poi da lì si aprono molti spazi anche per conoscere la società, la cultura e lo stile di vita del luogo in cui ci si incontra e ci si imbatte, e quindi la lingua è stato il primo, responsabile Catalfamo, il primo passo per l'integrazione all'interno della città. Certo, ha detto assolutamente in modo perfetto. Va premesso che la nostra scuola, che si chiama Scuola di Lingua e Cultura Italiana, e spiegheremo anche perché, fa parte del network delle scuole di italiano della comunità di Sant'Egidio, che già nel 1982 aveva inaugurato i primi corsi con i primi flussi migratori. Compito nostro è proprio questo, cioè un compito di accoglienza, di insegnamento della lingua, perché l'insegnamento della lingua e la cultura è il veicolo dell'integrazione. L'integrazione si perfeziona poi con il lavoro e devo dire che una delle nostre grandi soddisfazioni è proprio questa, cioè tantissimi dei nostri ragazzi che sono passati, la scuola opera da 13 anni, riconosciuta ufficialmente da 11, infatti l'anno scorso abbiamo festeggiato il decennale e sono passati più di 1300 iscritti alla nostra scuola in questi anni, la media è fra i 100 e i 150 l'anno. Noi siamo ospitati, e ringrazio il parroco Don Roy, nella struttura della chiesa di Santa Teresa, dove ci sono delle aule attrezzate proprio per i nostri corsi. Abbiamo corsi che vanno dall'alfabetizzazione fino al B2, una nomenclatura europea, sì. E una scuola che ha subito avuto una grande attenzione alla componente femminile. Infatti noi facciamo corsi che cominciano anche alle 2:30 del pomeriggio, dal lunedì al giovedì, e gli ultimi sono dalle 18 alle 19:30, proprio per le persone che invece lavorano durante il giorno e vengono a scuola la sera. E dicevo, la nostra più grande soddisfazione è vedere, e abbiamo visto e ne vediamo adesso soprattutto tanti di questi ragazzi e ragazze che trovano lavoro, che si sistemano una volta fatti gli esami, conosciuta la lingua, accolti, perché io credo che l'accoglienza sia il veicolo principale anche per imparare nel tempo più breve possibile la lingua. Ecco, Yusu, ci racconti qualcosa di te, di questa tua esperienza con la scuola, poi delle tue tappe? Sì, prima di tutto devo ringraziare tutte le persone che mi hanno accolto bene qua a Trieste. Iniziamo con Maria Teresa Punzi, dove vivo adesso, e poi anche la mia grande famiglia Sant'Egidio, che veramente hanno fatto una cosa molto importante su di me, che veramente io sono integrato qua in Italia e hanno fatto un passo grandissimo. E hai imparato bene la lingua comunque. Comunque fino ad ora anche sto piano migliori, certo. Sì, cerco di migliorarsi. E comunque loro sono, come dici, i maestri, e tutti mi hanno accolto bene lì a scuola, che ho fatto lì la A1, A2, B1, B2, e dopo, visto le cose che fanno, che stanno aiutando la gente, anche aiutano tanti bambini, e
aiutano anche tante famiglie che si integrano bene qua in Italia. Mi è venuta anche a me l'idea di fare qualcosa dove sono venuto in Senegal. Senegal, E vi lo racconterò dopo. Va bene. Sì. Va bene, va bene, va bene. Forse va detto qualcosa sulla storia Sì, di certo, Youssou. certo. Youssou è venuto 7 anni fa e ci racconterà lui quanti paesi ha attraversato a piedi, finendo con una detenzione di 4 mesi in Libia, e si è imbarcato, è andato a Siracusa, è sbarcato a Siracusa, è riuscito ad imbarcarsi e sbarcare a Siracusa, dove è stato accolto, mandato a Genova, da Genova è arrivato a Trieste e poi qui comincia anche con l'ICS la sua vita. Il suo viaggio è durato 2 anni di cammino. Attraverso che paesi, Youssou, ricordali? Ok, io sono partita dal Senegal e ho attraversato il primo paese era Mali, la confine di Kidira, e poi ho attraversato Mali, Burkina, Niger, Libia e dopo sono arrivato nella zona di Libia e dopo mi ricordo bene, ho passato quasi 3 mesi a Bahe e poi prima di Bahe sono stato a Dirkou. Ho fatto un lungo viaggio nel deserto, camminavamo e a volte avevamo da mangiare, a volte no. Comunque, non volevo ricordarmi perché... No, certo. Era tanto terribile e duro. Però forse era un destino, quindi sono molto anche contento perché per me è come una formazione. Se mi permetti una domanda, tu sei andato via dal Senegal perché non c'erano le condizioni? Perché non c'era il futuro. Ok. E per fortuna, adesso tutte le buone cose che sto facendo, anche come mi sono svegliato, tutte le buone azioni che sto facendo, so che se ero in Senegal non ce la farò. E poi anche la mia mamma era morta. Quindi lei era per me una, come si dice, senza di lei... Punto di riferimento, ecco. Sì, certo. Quindi non avevo più speranza di nessuna parte. Ma tu hai ancora una famiglia in Senegal? Sì, ho una famiglia, però diciamo famiglia in Senegal, viviamo in comunità e tutto là, ma la mamma... È la persona che ti dà la punta, che ti spunta per andare avanti e senza di lei quindi sarà difficile. Per quello che questo che sono partita. Ho capito. Quanti anni hai, se posso chiedere? Adesso io sono del 92. Ok. Quindi 32. Ok, quindi hai viaggiato che avevi 25 anni circa. Esatto. Quindi insomma anche un viaggio che ha rappresentato sicuramente dei pericoli affrontati, sì, in un'età in cui a 25 anni hai la forza per spaccare tutto, però devi essere anche in qualche modo guidato ancora, soprattutto in un contesto come quello. Questa è una storia a cui un po' forse ci siamo anche assuefatti nel sentirli, sono storie tragiche che accomunano tanti dei ragazzi che arrivano, ma la svolta di Youssou è proprio quando arriva a Trieste. Bisogna dire che Youssou è un grande sportivo, ama il calcio, sa giocare al calcio, corre, cioè tutto quello che fa riesce a farlo sempre molto bene. E proprio giocando a calcio incontra e fa amicizia con un ragazzo che aveva dei problemi. Questo ragazzo diventa suo amico, lui ha sempre avuto questo grande affetto per le persone con fragilità. La mamma gli dà la possibilità, anzi gli offre di fare assistenza a questo ragazzo, offrendogli vitto e alloggio, e quindi Youssou si trasferisce a casa di questa mamma adottiva e da questo momento però lui dice una cosa: voglio lavorare. Quindi adesso vai avanti tu, Youssou? Sì, perché quando ho incontrato Teresa nelle scuole... Ma qui parliamo di qua a Trieste? Sì, parliamo di Trieste, Trieste. Quando ho conosciuto Teresa, diciamo la mia mamma, che a un certo punto che lei mi dà veramente alloggio, mangiare, cibo, tutto, comunque avevamo un scambio che aiutavo anche per Ruben e tutto. A un certo punto anche io volevo essere autonomo, forse per creare una famiglia o per fare qualcosa importante nel futuro. Anche mi faceva un po' vergogna che lei mi dà tutto, che io
che lei è una donna che mi paga cibo, dove dorme, tutto, che adesso la vita non è semplice da nessuna parte, certo. no? Quindi anche io devo fare qualcosa. Ho detto, ok Teresa, io vorrei, visto che adesso sto andando a scuola tutta la mattina, il pomeriggio oppure quando sono libera, voglio andare a fare qualcosa. Così anche io partecipo nelle spese della casa. Così sono andata a Piazza Sant'Antonio, c'erano le persone che le frutta vendute là, le bancarelle, aiutavo loro a buttare le cassette, pulire la piazzetta, portare i signori che hanno una certa età loro la spesa a casa per aiutarli così. E c'era un signore molto, il mio capo che è molto bravo, si chiama Goderincieri, che ha qua il negozio a via Genova 17, che adesso lavoro lì da quasi 4 anni. Ah, bello, adesso io faccio tutto. Lui mi porta solo la marcia e dopo va via, quasi faccio tutto. Mi aiuta i giorni che c'è tanta gente. Certo. Questo va sottolineato, è assolutamente autonomo e il padrone del negozio gli dà veramente carta bianca, lo lascia in negozio, lui fa gli ordini, chiude, apre, eccetera, quindi assolutamente autonomo, con grande fiducia che questa persona ha riposto in lui, fiducia assolutamente meritata. Ecco, questo va detto, quindi lui ha un lavoro assolutamente che gli piace, che fa con molta passione, però al lavoro unisce anche tutto un lavoro di solidarietà. Infatti lui è con la comunità di Sant'Egidio ed è pronto a dare una mano in qualsiasi situazione ci sia bisogno di tante mani di aiuto. Ecco, questo lo voglio dire per sottolineare la personalità di Yusu, che come ho detto prima fa parte della nostra famiglia. Io voglio anche ringraziare gli insegnanti che lo hanno avuto a scuola, perché una delle caratteristiche della nostra scuola non è solamente insegnare l'italiano, la Costituzione o la storia o la geografia che facciamo, ma è seguire ed entrare nella vita delle persone, quindi aiutarle in tutto un percorso di integrazione. Quando arriviamo agli esami, e va detto tra poco abbiamo gli esami, noi abbiamo una delega dell'Università per Stranieri di Perugia, per cui gli esami che vengono fatti da noi sono riconosciuti certo, ufficialmente. sì. Ecco, assolutamente questo è un momento importante per tutti. Quando io invito sempre i ragazzi a fare anche altre scuole per imparare anche di più, però alla domanda fatidica che differenza trovi fra la scuola di Sant'Egidio e le altre che hai fatte, la risposta è una sola: qui è famiglia. Ecco, questo è quello che vogliamo fare e abbiamo visto che dove c'è famiglia l'apprendimento è assolutamente più facile. Chiaro, chiaro. E ti sei concentrato sullo studio della lingua, fondamentalmente, e quando, no? sì, perché io dopo come ho studiato un po' in Senegal e quando sono arrivato qua in Italia, volevo fare Vukumpura, cioè non dirò che non va bene, perché ti dico la verità, tanti dei miei amici senegalesi della mia comunità fanno questo perché lo fanno perché non vogliono andare a rubare o non vogliono andare a fare qualcosa di illegale. Per cui loro li fanno, però io l'ho fatto 1 settimana, 2 settimane così e dopo ho detto questo non è fatto per me. Perché mi sentivo, cioè la gente che sono seduti per fare aperitivi o essere tranquilli domenica con la loro famiglia, non voglio andare lì vicinare o di Ho capito, disturbarli. no, fa parte anche della sensibilità di ciascuno di Ecco, noi, riuscire ad ecco. avere un approccio oppure no, insomma. Ecco, bravo. E quindi mi sentivo vergogna di fare Ok, questo. ok. E ho detto no, la cosa che devo fare è imparare la lingua e sapere cosa la legge italiana, diciamo, no? Cioè, dovevo anche capire la lingua per parlare e sapere Quindi dove adesso devo. tu hai a che fare con i clienti, sei diciamo disinvolto Tutto. nella tua comunicazione, nel tuo rapporto. Sì, Bravo, con complimenti. i clienti tutti i clienti sono contentissimi, vengono, ho portato, diciamo 95% dei clienti. E il mio capo anche la cosa più bella, come ha detto la mia maestra, è la fiducia. Perché che tu lavori con lui 4 anni, che io gestisco il negozio e tutto,
i soldi e tutto durante 4 anni e non c'è mai neanche un problema. Anche lui va in vacanza un mese e io resto là da solo, quindi là è chiaro, no? E poi anche la cosa che mi ha spinto che devo andare a studiare tutto, ho notato quando sono arrivato qua che io avevo problemi per andare in questura al comune per i documenti e tutto là. E c'è gente che sono qua che da 30 anni, quasi 40 anni, 25 anni, che neanche non parlano una frase giusta in italiano. Sì, quindi sì. vuol dire non avevano la base nei loro paesi, no? Proprio da qui scatta Sì. la sua idea, proprio da qui dice io devo fare qualcosa nel mio paese perché quando eventualmente decidono di emigrare comunque devono venire con una base culturale linguistica, ma sì, linguistica, loro comunque il francese lo studiano, eccetera, ma proprio, come dire, lui ha fatto delle scuole, cioè ci sono le scuole coraniche, le madrasse, eccetera, però voleva qualcosa di più sostanzioso anche nella sua comunità. E quindi ha cominciato a maturare quest'idea e ha detto una cosa molto bella, che per avere dei regimi e mantenere dei regimi di democrazia ci vogliono scuola e cultura. Ecco, secondo me questo è stato un ragionamento molto profondo, per cui ha pensato e ha detto una cosa molto bella: io voglio fare una scuola, però deve essere come una scuola di Sant'Egidio. Ecco, lui forse ci spiega cosa intende come una scuola di Sant'Egidio. Cos'è per te la scuola di Sant'Egidio? Ecco, la cosa di Sant'Egidio, le cose che ho notato, la prima cosa molto importante è che loro fanno tutto gratis, quindi, anche senza frontiere, senza confini, diciamo. Quindi loro bambini all'età diciamo da 5 anni fino a 80 anni. Esatto, fino agli anziani. Sì, fino agli anziani. Tu vieni e il primo giorno che sei arrivato è come se fosse che sei lì da 20 anni. Quindi loro ti aiutano, ti danno consigli, ti abbracciano, ti danno il senso sì, ti accolgono bene. Bene. E quindi ho detto, la migliore cosa che faccio, loro devono essere il mio esempio. Quindi io, di quello che ho pensato, loro hanno fatto una formazione su di me, ho studiato 3 anni là, ma è come ho studiato là 20 anni. Perché al momento che studiavo guardavo loro come fanno i maestri quando c'era festa, quando c'era le riunioni, come fanno con i gruppi di WhatsApp, tutte quelle robe là. Questo sistema mi è piaciuto tanto, è un sistema naturale e quindi l'idea mi è venuta così. E quindi si è realizzata la possibilità Allora, lui ha messo nel negozio in cui lavoro una bella cassettina in cui c'era scritto "per una scuola nel mio paese". E tutti i clienti, le maestre per prime, ogni volta che andavamo a fare la spesa da lui, mettevamo qualcosa nella cassettina, un'offerta nella cassettina, finché è stata raggiunta la cifra, la somma che lui giudicava essere congrua per avviare questo progetto. Ha preso una pettorina della comunità di Sant'Egidio, quella con cui va a fare il lavoro di volontariato, e stava partendo per il Senegal. Ha detto: io voglio andare dagli anziani del mio villaggio, voglio andare a spiegare il mio progetto. E adesso facciamo parlare lui per vedere come è andato questo progetto. Ecco, come è andata, sì. Quando ho studiato lì e tutto, quando mi è venuta l'idea, volevo fargli una sorpresa anche a loro, però perché l'anno scorso sono andato lì, ho parlato con la comunità del mio villaggio, ho creato lì un gruppo di WhatsApp e anche alcuni sono qua adesso, quindi ci vediamo ogni anno. Ho parlato con loro e ho detto: ok ragazzi, dobbiamo fare una cosa, perché nel villaggio non è che tutti sono ricchi o tutti ce la fanno bene. Quindi dobbiamo costruire una scuola che possiamo farlo, una scuola che tutti possono venire a studiare lì, tutti i bambini, quelli che c'è. E dopo hanno pensato bene, sanno che ho ragione, che era una bella idea. Una buona idea. Sono d'accordo, quindi c'è una persona che si chiama Ibrahim Ajani,
che lì tutti i soldi che io raccolto, tutte le cose che faccio, ho un gruppo di WhatsApp che scriviamo tutto, le mandiamo tutto, tutte le informazioni, tutte le informazioni, tutte le sì. cose lì. Anche poi ho aperto una cosa su Instagram per vedere la gente che le cose lo faccio chiaramente, perché non è che vado a raccogliere i soldi per me. Sì, sì, certo, per far essere... vedere come si sta sviluppando il progetto e anche renderlo in qualche modo trasparente agli occhi di tutti. Sì, ecco. sì. Sì, e poi là c'è una persona che ha un terreno lì, io e lui siamo famiglie, diciamo, siamo parenti vicini, vicinissimo, e lui ha dato un grandissimo, che possiamo costruire quello che vogliamo lì in Senegal, la terra, no? C'è tanta terra. Abbiamo fatto 400 metri quadrati. E poi dentro abbiamo fatto 330 metri quadrati anche, e abbiamo fatto un tetto grande con dei tool che registrano bene il vento. Come Senegal il tempo è come primavera qua, c'è sempre caldo. Ho fatto un spazio grande che così i bambini possono respirare, aereo anche, e anche è ben security, no? C'è la sicurezza. E poi quindi è accanto del villaggio. Sì. Là non c'è problemi di rapimento o cose là, no? Perché tutti ci conosciamo bene, tutto il villaggio ci conosciamo bene. Ho parlato con come si chiama? Con i signori, con il padrone del villaggio, diciamo, e tutto là, gli anziani del villaggio, e tutti sono d'accordo, anche noi, quelli che sono qua in Italia, mi hanno dato mano, quelli che sono in villaggio, e tutti là mi hanno dato mano per la costruzione, perché noi non abbiamo pagato quella gente, per dire la verità, quelli che hanno costruito il muro, tagliare l'erba, hanno partecipato tutti a questo progetto. Sì, quindi la cosa più bella, gli altri villaggi che sono vicini hanno preso l'esempio, e dopo ho parlato bene con quelli che, perché adesso, per dire la verità, tanti sono andati in America, alcuni sono in Spagna, in Francia, Italia, ovunque adesso in Europa. E ho detto a loro, ognuno deve fare una cosa importante, non è di tornare in villaggio, portare soldi, dare a ognuno, no, o portare materiale, no. La cosa più importante è di quando vai a prendere pesce, esempio, di portare a casa, insegnare come si darti il pesce. È la cosa più bene per me, per sviluppare un paese o per creare un futuro per un paese, fare studiare la gente. E studiare non è che tu devi andare per avere diploma o lavorare in televisione o lavorare in ospedale oppure nell'Estato, no. La cosa importante, se la persona studia, sa scrivere, leggere, è la base. Certo. Ovunque va, può arrangiarsi, può creare qualcosa, perché così dopo anche può studiare da solo. Esempio, io leggo, adesso sto leggendo tanti libri, sto guardando i notizie ovunque per il mondo, mi informo da solo. E questa è la cosa l'importanza. E che questo progetto abbia avuto un grande successo lo dimostra che sono arrivati subito 110 bambini. 110 e lui ha bambini. voluto anche mettere in evidenza che sono delle classi miste. Cosa che non è usuale anche nelle società musulmane, eccetera. E quindi questi bambini, lui ci ha mandato un sacco di filmati, eccetera, tutti che ringraziavano la comunità di Sant'Egidio, bambini felici di andare a scuola. Ecco, io credo che Youssou abbia fatto veramente una cosa grande per il suo villaggio e per il suo paese. Io sono certa che il bene alla fine generi bene, perché lo ha proprio detto prima, tantissimi ragazzi giovani dei paesi vicini vogliono in qualche modo replicare questo progetto. Quindi si allargherà il discorso delle scuole, dell'istruzione, e i bambini finalmente potranno avere una scuola e io dico anche un futuro, ecco, perché Youssou ha detto subito: io sono venuto via dal Senegal perché mancava il futuro. Mancava il futuro, no? sì. Quindi questo... Anche una cosa per me bene per l'Europa, che sono qua, perché di quelle cose che ho visto, perché magari non so l'immigrazione in Africa, so che come io sono già vissuto qua,
se avevo magari queste idee, io la cosa che io vorrei che loro rimangano là, di non partire, perché noi abbiamo i materie prime, abbiamo il petrolio, abbiamo il gas, abbiamo il fosfato, abbiamo il caffè, tutto abbiamo. Sai cosa manca? Lo studio. È come fa per fare diventare queste materie prime prodotti finiti. Certo. E quindi anche se studiano là, quando immigrano, vengono qua in Europa, non creano problemi, perché subito si integrano Sono già bene. adatti, sì. Ecco, si integrano bene e quindi trovano, lavorano, pagano le tasse, creano famiglie e cambiano le cose dei paesi come culturali e tutto, quindi questo non creeranno problemi. Ma immagini uno che non ha studiato, che non ha niente nella testa, se viene un mondo come Europa, cosa fa? Ha detto una cosa molto giusta su, perché noi vediamo anche a scuola, quando facciamo le iscrizioni chiediamo il livello di istruzione delle persone, vediamo quando hanno un minimo di base culturale imparano naturalmente in tempi brevissimi, no? Quindi questo favorisce assolutamente l'integrazione, il lavoro e l'istruzione. Quindi lui dice da una parte possono restare in Senegal perché il Senegal è un paese molto ricco di materie prime, eccetera, e ha un'agricoltura anche molto, molto importante come settore economico. Dice, però nel caso decidessero di emigrano già con una base culturale che consente loro un'integrazione più veloce. Quanti abitanti ha il tuo villaggio, per curiosità? Diciamo abbiamo, perché noi viviamo in papà, comunità. mamma, zio, tutti in comunità. Tutti in comunità. Però abitanti perché noi sono, diciamo, 18 case. Ah, ok. Se diciamo 18 case... Sono raggruppamenti di case. Sì, 18 case, che ogni casa c'è un capo di queste 18 case. E poi dentro c'è mamma, c'è papà, c'è tutto insieme. Però, ad esempio, quando vado là in vacanza, tutte le case... Là c'è la mia zia, l'altra c'è il mio fratello, quindi io non posso andare. Comunque è a 150 km da Dakar, quindi anche vicino capitale. Ok, quindi sì, certo. Poi. E ci vai spesso ormai? Io adesso da 3 anni vado ogni anno lì. Ogni anno vai? Sì, però prima che tornassi là è stato quasi 10 anni. Il proprietario non vede l'ora che ritorni. Il proprietario del negozio di frutta e verdura non vede l'ora che Youssou ritorni. Adesso immagino quanto per te sia strano anche il lungo viaggio per arrivare qui e quanto ora invece ti è molto più facile poter andare e spostarti perché ti è cambiata la vita fondamentalmente. Sì, è cambiata tantissimo la vita e io ti dico la verità, adesso per andare in Senegal io vado da Verona a Senegal, prendo il volo diretto, 6 ore sono già lì. Sì. È tutta un'altra cosa. Un'altra cosa, sì, davvero. Certo. A pensare ai 2 anni. Infatti, a pensare ai 2 anni di sacrifici, di sete, di fame, no? Sì, là in Libia, ti dico la verità, ci sono dei ragazzi che cercano da quasi 10 anni, 15 anni, che sono già in Libia. Io ho attraversato dei campi che là ci sono i ribelli che ti prendono, che ti portano là, che tu cerchi oro, anche pulire i cameli, tagliare l'erba, fai là, nel deserto di chilometri e chilometri, e se scappi loro ti prendono e ti uccidono. Quindi la migliore cosa è di restare là. Quindi ci sono ragazzi veramente che cercano adesso, che sono senegalesi, sono ancora lì e non hanno la possibilità di scappare. Sì, purtroppo dei campi libici sappiamo tanto, no? Sappiamo tanto. Detenzioni terribili che sentiamo anche dai nostri ragazzi che ci raccontano le loro storie. Ad esempio quel film Capitano. Io davvero, fino ad ora non l'ho guardato, ma io posso raccontare tutto, perché l'ho vissuto sul Dio, te lo giuro. Quindi io con Teresa abbiamo scritto quasi la metà e come Teresa per problemi di vita e tutto là, lei mi diceva, ok, io continueremo. Io e lei lo scrivevamo a Teresa è la signora che ho collegato. Caffè San Marco, andavamo ogni giorno lì un'ora e mezzo per scrivere così. Per scrivi tutto. E dopo è stato il Covid, tante cose.
con la sua figlia che è un po' malata, perché lei lavora nel mondo del cinema, quindi lei sa bene, è un regista, fa tante cose. Quando è uscito il film ho detto a Teresa, boh, ringraziamo Dio, io sono molto contento che anche una senegalese realizza questo film, è vero. quindi è come se fosse che l'ho fatto io. Sì, Sono... sì. La sua storia è la tua storia. Ecco, quindi per me era certo, fatta, certo. sono contentissimo. Deve essere stato anche in qualche modo d'impatto, Sì. vederlo raccontato, poi vabbè, insomma il film deve avere una componente di romanzo anche per vendere fondamentalmente, insomma lo dico in maniera brutale, però dietro c'è un contenuto di tutta sensibilità, assolutamente. Dobbiamo chiudere, è volato questo spazio. Grazie tanto alla responsabile della comunità di Sant'Egidio, Loredana Catalfo, e grazie tante anche a te, Yusu, che ci hai raccontato e spiegato il tuo progetto e anche, diciamo, trasmesso questa tua energia, questa tua positività a beneficio di tante persone che magari davanti alle difficoltà si arrendono, tu sei andato avanti e puoi essere d'esempio. Grazie a voi per l'invito e per averci dato la possibilità di narrare questa storia. Grazie a entrambi. Buon pomeriggio, buon proseguimento. Ci fermiamo per la pubblicità, ma torniamo tra poco. Come detto, cambieremo argomento, andremo a parlare della manifestazione Sportin, ma poi insomma i motivi per allungare la chiacchierata ne troveremo sicuramente. A tra poco. Grazie. Bene, ben ritrovati con Trieste in diretta, come avevamo anticipato Sportin, seconda edizione, ne parliamo in compagnia, comincio dalle donne, di Tiziana Pacifico, presidente di zona del Lions Club Trieste. Ben trovata, buon pomeriggio. Buonasera a tutti e grazie di averci invitato. In compagnia anche di Ugo Lupatelli che oltre a rappresentare Lions oggi rappresenta anche Panathlon. Ben trovato, buonasera. Siccome i colleghi del Panathlon non potevano, essendo anche consigliere del Panathlon, oggi, doppia veste. Avendo i due cappelli, oggi metto il cappello del Panathlon. Allora, Pacifico, cos'è Sportin? Lo raccontiamo? Certamente. Sportin, questa è la seconda edizione di Sportin. È un evento in cui noi crediamo tanto, sia come Lions e sia anche come Panathlon. E grazie al Panathlon, la parte sportiva, abbiamo potuto realizzarlo. Sportin è una grande manifestazione di valori, di sport inclusivo ed è aperta non soltanto agli atleti paraolimpici o disabili, ma a tutti, perché proprio trasmette i grandi valori. È suddivisa in due parti. Quest'anno abbiamo voluto proprio farla suddividere in due parti. Una parte è una conferenza e una parte è la parte sportiva. Dunque sabato 6 aprile abbiamo la conferenza dalle 10:30 alle 12:30 e invece il sabato 13 aprile il pomeriggio siamo al Palacalvola e grazie al Panathlon abbiamo potuto mettere insieme, no, Ugo, tutte le associazioni sportive che per la prima volta si radunano in un evento con tante discipline. Quindi 2 sabati, abbiamo detto la mattina del 6, questa tavola rotonda fondamentalmente dal titolo l'importanza dello sport quale strumento di inclusione e valorizzazione personale. Esatto. Lo diceva anche lei prima, è il modo per includere tutti fondamentalmente, far vedere chi è normodotato, chi ha disabilità, chi ha una certa età, chi no, che lo sport è veicolo di socialità e di benessere fondamentalmente. Quest'anno abbiamo voluto dar parola agli atleti, proprio perché una cosa è vedere il loro aspetto atletico, il loro giocare, una cosa è sentire i loro valori e la loro forza. Questa manifestazione, anche grazie al Panathlon, ha richiesto mesi di preparazioni, di riunioni, ogni lunedì sera dalle 9 in poi con tutte le associazioni e abbiamo avuto modo di sentire la loro forza e proprio per questo vogliamo, perché è stato voluto fortemente da tutti i club Lions di Trieste, Duino, Risina, che anche le persone vengano a ascoltare. La scelta di dividerlo in due è anche quello di in qualche modo permettere per almeno una settimana di tenere tutti con l'argomento sulla bocca. Beh, se vuole così.
In almeno realtà non è dei che l'abbiamo- partecipanti intendo dire, non è no? che l'abbiamo diviso. Si vedono, sì, si Certo. vedono un sabato e si rivedono l'altro. Chiaramente, fondamentalmente. comunque non l'abbiamo diviso, ma abbiamo deciso Di sdoppiarlo, diciamo. di aggiungere Sì. la tavola rotonda la settimana prima per spiegare anche maggiormente le motivazioni e far intervenire le persone in un ambito non sportivo, ma dove parliamo della manifestazione. E come si fa a in qualche modo trasmettere anche attraverso la prima parte, quella della tavola rotonda, questo concetto a chi di sport magari ne è distante, ai concetti di sport, ai concetti anche di inclusione, di socialità? Beh, perché noi non è che parliamo dello sport in quanto Sì, come non veicolo, entriamo nella sì, singola sì, disciplina. certo. Parliamo dello sport quale ambito nel quale effettivamente i valori sono quelli che stiamo cercando dell'inclusione, ma anche per cercare di far capire quanto lo sport sia importante per una valorizzazione della persona. Ci sono persone e ci sono i testimonial che lo faranno capire quanto si può reinventare la propria vita, ricostruire e ripartire usando lo sport come strumento di ripartenza e di affermazione dei propri diritti, delle proprie possibilità. Come è stata strutturata questa seconda parte? La parte della tavola rotonda? L'altra? Beh, l'altra, allora, si parla di discipline paralimpiche. Discipline paralimpiche sono veramente tante, in realtà sono 28. Noi non possiamo ovviamente ospitare No, 28, se non ricordo male 6 sono estive e le altre, e c'è effettivamente di tutto, si aggiunge ogni anno qualche altra disciplina. Noi ne ospitiamo 6, se vogliamo 7, 6 discipline paralimpiche e la scelta è stata un po' legata anche alla possibilità di svolgere una manifestazione, una esibizione in un palazzetto dello sport che ha i suoi limiti, pur Certo, essendo molto Palacalbola. ampio, ha i propri limiti. Vedo danza sportiva, karate inclusivo, para-rowing, tennis tavolo, basket e Sì, il ci sono calcino sia inclusivo. sport, diciamo, di squadra, Che sì. quelli di squadra più importanti sono il baskin, Sì. cioè la pallacanestro, il basket, che è uno sport molto particolare, che va conosciuto, chi non lo conosce bene che lo venga a vedere. Infatti sottolineo quello che diceva prima Tiziana, noi non ci rivolgiamo esclusivamente a disabilità. Questa è una manifestazione che è rivolta a tutti. Tutti devono comprendere, prima conoscere queste discipline paralimpiche, ma anche capire l'atmosfera, i valori che si muovono nell'ambito dello sport, vedere con quale piacere e quale soddisfazione in particolare le squadre giocano essendo composte da normodotati, da persone disabili di vario tipo, da ragazzi come il baskin in carrozzina. Deve pensare che per il baskin il punto realizzato dal ragazzo in carrozzina vale di più, vale 3 punti. E quindi lei vede svolgere un tipo di gioco che misto, ma che tende a portare la palla a chi è in carrozzina. Certo, perché sa che porta più contributi. Contributi. E c'è una soddisfazione, tenga conto che sono squadre che partecipano ai campionati e che fanno allenamento ogni settimana. Quindi sono agonisti. Quindi sono agonisti nei loro limiti Certo. e c'è una bellissima coesistenza di persone normodotate con persone meno dotate, chiaramente, addirittura quelli in carrozzina, quindi splendida. Secondo voi, adesso questa è una domanda a livello generale, quanto siamo come paese, come comunità, anche se vogliamo restare solo nell'ambito magari cittadino, già formati, già pronti per, in qualche modo già rodati per iniziative miste come quella che avete organizzato e per parlare di questi temi senza dover sfatare dei tabù, perché ormai li diamo per scontati che nella nostra società c'è chi ha un'abilità e chi ne ha un'altra. Una volta era quasi una divisione a compartimenti stagni. Insomma, il mondo si è uniformato anche su questo, ma quanto è stato permeato dalla nostra comunità, dalla nostra società, secondo voi? Vuoi rispondere tu? Vado io? C'è ancora del lavoro da fare. Abbiamo tutti e due da dire, ma Abbiamo tutti e due da dire. Abbiamo tutti e due da dire. Argomento molto, molto importante. È un argomento molto importante. Questa manifestazione forse può trasmettere anche il lavoro che c'è ancora da fare. Ecco, allora
Dico un episodio. Alla prima manifestazione l'anno scorso che abbiamo organizzato si parlava, la Marinella del CONI, parlava del problema di un gradino, di un piccolo gradino alla manifestazione per entrare al Palacalvola. Quest'anno, non nascondo, lei stesso adesso abbiamo messo via le stampelle perché ho avuto una frattura a un ginocchio. E quando è successo e adesso camminando e anche nelle riunioni che stiamo facendo mi sono resa conto dell'importanza di quel gradino, di quel centimetro che Marinella l'anno scorso diceva. Allora questo non è un problema di persone che hanno un'abilità o hanno una disabilità, è un problema per tutti eliminare gli ostacoli e anche far vedere che nonostante che una persona ha qualche difficoltà può perseguire un obiettivo e la forza che ci mette. La conferenza quest'anno è stata proprio voluta per trasmettere quello che noi abbiamo sentito, no Ugo, nelle riunioni del lunedì sera, la forza di queste persone. Il fatto che quando è successo, quello è una piccolezza, una banale caduta, mi hanno telefonato, mi hanno detto coraggio, dai, la forza che avevano. E questo io penso che tutti dobbiamo venire a sentirli e lavorare per eliminare quei piccoli ostacoli. Che sono gradini non solo fisici, ma sì. anche soprattutto mentali e psicologici. Sì. Vero. E questo è rivolto anche alle famiglie. Ci sono famiglie che hanno comunque in casa dei ragazzi, delle persone con disabilità. E a queste famiglie ci rivolgiamo anche dicendo di non tenere in casa i propri ragazzi, non vergognarsi di averle, perché lo sport veramente può dare tantissimo ai loro figli. Me lo diceva in particolare, non faccio il nome, ma una delle testimonial che si è affermata a livello sportivo dopo aver avuto un incidente molto grave per cui ha perduto una gamba. La madre stessa mi diceva, guardi, è un aspetto che io stessa, mi diceva la madre, ho dovuto superare, le assicuro che non è facile, perché ogni genitore pensa al proprio figlio come persona che non può avere delle carenze, eccetera, quindi quando ce l'ha ha molta difficoltà a capire. Sì. In realtà noi ci rivolgiamo a queste famiglie proprio per dire, guarda, apriti e vieni. Dal punto di vista del superare questi ostacoli, secondo me, stiamo andando avanti, chiaramente noi diamo il piccolo contributo, la piccola goccetta come devono fare tutti, però si percepisce che siamo sulla buona strada. Questo è importante. E questo ci dà molta spinta. Mi ritrovo molto nell'episodio, anche nell'aneddoto che ha raccontato lei, perché poi lo sforzo in più, secondo me, è quando si ha un ostacolo temporaneo, come possono essere le stampelle sue di questo periodo, ricordarsi di quando le aveva le stampelle e di in qualche modo immedesimarsi in quelli che purtroppo le stampelle magari le portano tutti i giorni e le porteranno tutti i giorni, e capire che un gradino, un rialzo o un ostacolo, che può essere fisso o amovibile, rappresenta in quel momento un grande impedimento. Ci sono passato anch'io, banalmente, dovendomi operare al legamento crociato, non riuscivo a attraversare la strada in autonomia e i vigili urbani che erano lì hanno fermato il traffico per farmi passare sulle strisce, neanche in mezzo a tangenziale, sulle strisce. Non riuscivo a passare perché ero lento e le auto vedevano le stampelle e mi dicevano vado dritto, sennò questo un'ora mi attraversa le strade, e i vigili che erano lì hanno fatto passare. Ora attraverso le strade nei secondi in cui ci piega una persona che cammina. E si è dimenticato di quello che era successo. Ogni tanto ci si dimentica che quel gradino troppo alto non mi faceva scendere dal marciapiede e mi impediva di essere veloce nell'attraversare la strada. E quindi darlo per scontato quando si è a posto è facile. Ricordarsi che però c'è chi fa così è molto più difficile. E qui dopo va il ragionamento a lungo raggio di come costruire le città, come costruire i servizi, quindi è molto ampio poi lo spettro d'azione, insomma il raggio d'azione. Volevo aggiungere una cosa, proprio per diffondere questo tipo di messaggio. Abbiamo dei contatti anche con le scuole, quindi ci saranno sia alla tavola rotonda ma soprattutto al Palacalvola, ci saranno delle partecipazioni di ragazzi delle scuole, sia piccoli anche delle elementari, sia di livello più alto.
e questo servirà, e hanno anche chiesto molto, molto direttamente di poter provare anche loro a giocare e quindi troveremo il modo di farli coniugare anche questo. Di farli coniugare e quant'altro, ed è un modo per l'inclusione, per creare l'inclusione. Domando in maniera trasversale, questa è una delle attività che come Panathlon e come Lions voi svolgete durante l'anno. Visto che non è l'unica, le energie per poter fare ogni anno comunque diverse iniziative vengono consumate fondamentalmente. No, non vengono consumate. No, vengono utilizzate, diciamo. No, vengono utilizzate. No, anzi. Com'è l'organizzazione che c'è alle spalle, insomma? Beh, alle spalle, in termini di Lions, noi siamo comunque 6 club a Trieste e abbiamo persone che si dedicano in maniera volontaria a tante iniziative. Sì. Ci sono delle persone che stanno collaborando con la consegna delle spese o quant'altro e così via. Facciamo un po' di tutto, portiamo delle cose ai frati di Montuzza e quant'altro. Facciamo anche delle cose di tipo non soltanto fisico-manuale, ma anche... la collaborazione con il Panathlon è iniziata lo scorso anno e ci ha fatto molto piacere perché abbiamo allargato le conoscenze, nel senso che come Lions il versante sportivo lo frequentavamo in un modo diverso. Il Panathlon invece, come dice la parola, Panathlon, tutti gli sport, nel Panathlon ci sono i rappresentanti di tutti gli sport. Io sono stato coinvolto lo scorso anno come calcio, pur essendo presidente del ciclo di tennis, ma nel passato sono stato presidente del Sant'Andrea Calcio, ho fatto l'allenatore, quindi dice no, devi fare il calcio. Però abbiamo tutte le altre realtà e questo ci dà una potenzialità in più e quindi questa collaborazione Panathlon Lions andrà avanti sicuramente. Ne abbiamo un'altra in previsione, sperando di poterla realizzare, e riguarda sempre uno sport dove c'è la disabilità e si chiama sitting volley, è la pallavolo che si gioca da seduti per terra, cioè non si può sollevare il lato B dal terreno, dal pavimento. La rete è alta 1,15 m e si giocano sia normodotati che persone. Quindi il prossimo obiettivo è inserire anche il siccome in regione c'è soltanto Pordenone che ha una squadra, l'accordo con il Panathlon è stato quello di dire perché non proviamo a spingere questo sport, quindi in questo caso sarà un unico sport, però lo facciamo a livello internazionale, quindi faremo a Trieste e inviteremo Croazia, Slovenia, Austria e qualche squadra italiana. La più vicina della Slovenia è Nova Gorica. Poi c'è Zagabria, quindi abbiamo bisogno quindi abbiamo chiesto alla Regione un contributo che speriamo che ci arrivi, anche perché dovendo arrivare da lontano dovremo ospitarli. Quindi c'è tutta una macchina organizzativa alle spalle. Però l'obiettivo è quello di promuovere questa disciplina, che comunque anche questa è una disciplina paralimpica, ma che in Regione ha soltanto Pordenone che la pratica. Una unica città, fondamentalmente. E quindi vogliamo dargli... una linfa maggiore. E questo, la collaborazione, entrambi, Lions e Panathlon, abbiamo delle reti di comunicazione a livello internazionale e quindi ci dà questa apertura. Sì, chiaro. Avete avuto facilità nell'organizzazione? Avete avuto la collaborazione dei club, dei testimoni? Credo che siano tutti convogliati in maniera entusiasta, no? Sì, innanzitutto io devo ringraziare tutti i club di Trieste perché ogni club, sono 6 club più i Leo, hanno indicato un referente e ogni lunedì il referente ci si trovava online per organizzare. Più la manifestazione è stata resa possibile è fatta col Panathlon, come ha visto, con la fondazione con la Monticolo e Fotti, ecco, e poi con la Vito Pallacanestro, San Vito Pallacanestro. San Vito Pallacanestro che è il gestore del palazzetto, della Pallacalvola. Chiaro. Scusa che faccio un inciso, se non mi dimentico, sta andando avanti una collaborazione anche con il liceo artistico che è in via di Calvola, per i parcheggi, perché ci aiuteranno sia per quanto riguarda il parcheggio, molto sensibile il direttore del liceo artistico, e molto probabilmente parteciperanno anche con ragazzi ed è importante queste collaborazioni. Più si allarga la collaborazione e più si riesce a fare e ci si gratifica, perché veramente la collaborazione con gli altri
dà un ritorno anche in termini di gratificazione. Vero, vero, vero. È un argomento prettamente scolastico questo, quindi è anche giusto coinvolgere le scuole e i più giovani, visto che sono comunque tematiche che poi magari si approfondiscono dopo con la propria volontà, curiosità, con anche eventualmente il progresso nel campo sportivo, fra chi si allena, chi è agonista. A scuola questo argomento è ogni tanto un po' tabù, fondamentalmente, perché è il luogo di divertimento e di didattica allo stesso tempo. Parlo delle età più giovani, ecco, insomma. Io sono convinto che i ragazzi siano molto più aperti di noi adulti, anziani. Bisogna dargli la possibilità di capirlo e di toccarlo con mano. E quindi l'obiettivo è anche proprio questo, no? Sì, certo. Trasmettere i valori. L'obiettivo è proprio trasmettere i valori. Farli riconoscere prima possibile. Esatto, che poi sono molto più aperti, molto più, assolutamente sì. Diciamo, senza barriere, forse non ne parlano perché magari è un tema che può mettere in imbarazzo fondamentalmente certo. Le classi più giovani ad affrontare anche questo argomento. La seconda edizione, questa è la seconda edizione. Com'è andato? Datemi un feedback della prima di edizione, cosa vi ha insegnato per portare poi qualche miglioria o qualche novità all'interno dell'edizione di quest'anno? La prima edizione abbiamo ampliato gli sport. Ok. No? Abbiamo ampliato gli sport e poi abbiamo inserito proprio la conferenza. Ok. Diciamo che l'elemento di novità quindi è questo. Sì. Quello che abbiamo cercato di ampliare è la promozione, nel senso farla conoscere maggiormente in modo che ci sia una partecipazione più ampia anche non solo di persone collegate alle discipline sportive, ma anche di persone che vengono solo per conoscere, per vedere quello che facciamo. E quindi abbiamo ampliato la cosa. E la tavola rotonda che facciamo la settimana prima serve anche a quello, a dare il modo di spiegare e di promuoverla. Della passata edizione volevo ricordare una cosa che ci ha molto colpito, è quasi un aneddoto, come diceva Tiziana. All'improvviso, non annunciato, è arrivato il vescovo, che era a Trieste da un mese. Ah, ok, il nuovo vescovo. Sì. Era Trieste, la data era il 29 aprile, lui era arrivato un mesetto poco prima. È venuto e ci ha portato il suo saluto dicendo che era la prima uscita che faceva in ambito sportivo, eccetera. Ha detto le cose che doveva dire e poi ci ha interrogato. Ha detto, ma voi sapete in cosa consiste il baskin e dove è nato il baskin, che ripeto è la pallacanestro giocata. Noi no, veramente no, no, a Cremona. Ah beh, certo. Cremona è la città di origine del nostro vescovo. Certo. E ci ha spiegato come sia molto diffusa e che se Trieste è la città della Barcolana, Cremona è la città del Baskin. Ecco, quindi ha colto la palla al balzo, come si suol ovviamente dire. non poteva mancare, quindi la seconda edizione ci sarà e vediamo se ci fa qualche altra domanda che ci mette in imbarazzo. Beh, questa volta avrete studiato però, Sì, lo sapete già, abbiamo no? studiato. Il sit in volley magari lo interrogate voi. Il volley lo chiediamo noi, sì. per la volta successiva. Mi focalizzo nell'ultimo minuto su questa bella frase perché nella vostra brochure, al punto 3, a chi si rivolge Sportin, nell'ultimo paragrafo è un intento educativo anche nei confronti dei normodotati, rispetto per i diritti e la dignità delle persone con disabilità e poi le due parole, creare rapporti, che racchiude tutto fondamentalmente. Ma no? infatti noi abbiamo pensato anche dopo, alla fine, ci sarà un rinfresco. E dunque un terzo tempo per socializzare, per rendere tutti vicini anche, non soltanto nella visione dello sport, ma anche nella condivisione di un momento, un attimo di convivialità. A tutti chiaramente e sarà un bel rinfresco anche, non è banale. E l'ultima cosa che forse possiamo dire è che ovviamente l'ingresso è libero sia alla tavola rotonda che al Pallacalvola. Chi vorrà potrà fare un'offerta per le cure di Federico Franceschini. Ok, quindi speriamo di anche aiutare tutto quello che riusciamo a raccogliere. Siccome abbiamo avuto anche qualche donazione, dobbiamo anche ricordare e ringraziare, perché abbiamo avuto il contributo molto importante della Fondazione Internazionale del Lions, ma abbiamo avuto anche contributi da Trieste Entra in Gioco, da Summer Shipping, da Ergon e da Cemut. Ok. Ed è importante, quindi quello che riusciremo ad avere anche non spendendo tutto quello che ci hanno dato, ma cercando di metterlo da parte, andrà rivolto alle cure di Federico.
Ripieghiamo in pochi secondi. Sabato 6 aprile dalle 10:30 alle 12:30 a Sala Balzena a Palazzo Gopčević ci sarà la tavola rotonda Importanza dello sport quale strumento di inclusione e valorizzazione personale. Poi sabato 13 aprile dalle 15 alle 19 l'esibizione sportiva al Pala Calvola in via di Calvola 2/1. 6 associazioni sportive presenti sul territorio che si occupano di sport inclusivo aperto a tutti, sia normodotati che chiaramente anche le persone diversamente abili. Io ringrazio tanto entrambi i nostri ospiti di questa nostro spazio in diretta e quindi ci riaggiorniamo poi per l'esito anche della vostra manifestazione, la seconda di vedervi edizione anche al Pala di Calvola. Sportin. Prego. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo al Pala Calvola. E sappiamo dov'è il Pala Calvola, quindi anche qua vicino. Grazie a tutti, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci e buona serata. Grazie. Grazie.